Blindo Studios presenta. Sì, andiamo, va, su. Si parte per l'ultimo sondaggio della stagione. One. Oh, senti, sai che si fa? Si telefona in Toscana, dai, per l'ultimo in Toscana, sì, ma sì. E che si dice? Ma senti, ma che sto tanto lì a spiegare? Ma che devo spiegare? Ma non sono nemmeno io, anzi, che viene, no, sì, oggi che viene, no, viene, se viene, se non viene, no, se viene, ma tanto, qualcosa viene sempre, dai, no, sì, a volte di molto, a volte meno, in che? Viene. Pronto? Ah, pronto, mamma mia, pronto? Pronto? Sergio? Sì. Oh mamma, è l'ultima. Sergio, è l'ultima. È l'ultima cosa. È l'ultima riunione dei vecchi fascisti, ci vieni? No, vieni, no, ci si vede stasera, no? Alla Casa del Fascio, quella, ha presente? Madonna, è l'ultima, però, sai, è l'ultima. Poi chissà poi quando ci sarà la prossima, siamo in ferie ora. Allora ci vieni, Sergio, alla riunione dei vecchi fascisti? Avevo un appuntamento con nazisti proprio stasera. Mi siete trovati tutti d'accordo? Con chi? Proprio per stasera. Con chi vecchi c'è? nazisti. Ma Con i l'ho già nazisti? chiamato ieri. No, guarda, no, un momento, c'è differenza, no, perché i nazisti ci vogliono fregare tutti i fascisti, noi siamo d'accordo, capito? I nazisti lo facciano in Germania, lo facciano, insomma, Mi hanno chiamato ieri, mi hanno detto, allora vieni alla riunione domani sera. E io l'ho detto di sì. No, tu sei sempre venuto alle nostre, scusa, sei sempre venuto alle nostre di riunioni, scusa, ma che sistema è codesto? Come faccio? No, i nazisti no. Sai come sono fatti, se gli dico di no è rischio. No, non ti preoccupare, ti mando 2 con il manganello a proteggerti, ti pigliano a casa e ti riportano a casa. Ma loro sono già 3, me ne devi mandare magari 4. Vabbè, ti rimanderò 4, però ti manganellano te se non tu vieni da noi, capito? Questi sono peggio dei nazisti, capito? Va bene, allora... Cioè te sei fra 2 fuochi, capito? Allora mi mandi a prendere 4, a che ore venite? Quanto 4? Ti mando 5. Mi mandi 5? Sì. Però se tu vai con loro, i nostri ti picchiano. No, ma se tu vieni con noi, ti picchiano quegli altri. Insomma, voglio dire, praticamente tu sei segnato. Come la mettiamo? La mettiamo a pecorina. Come? È un casino. Madonna, è l'ultima, Nino, Sergio, è l'ultima, sai. Mandami qualcuno a prendere, dai, a che ore? Stasera alle 9. Alle 9? Va bene, va. Loro a che ora avevano fissato? I nazisti? Loro hanno detto a 9:15, per cui... Oh, senti, se tu vedi... Mi raccomando, perché se no è un casino. Se tu vedi gli incappucciati del Ku Klux Klan, non c'è andare con loro, No. Che sono teste di cazzo quelli lì. Sì, di sicuro. No, perché non sono abbastanza razzisti, capito? No, davvero, i Ku Klux Klan fanno ridere lì, C'hanno con negri, ma ti rendi conto, c'hanno con negri? Sì. Noi si comincia da meridionali, addirittura, capito? Sì. E via. Sono d'accordo. D'accordo, allora ci siete stasera. Oh, mi raccomando, ora rispondi esattamente. Eia? Mi sovviene più, aspetta. Pensaci bene, eia? Mi viene a mente la Rai, più che... La Rai come si chiamava una volta? Eiar. Pensa una parola che finisca in A accentata. Eia. Aia? No, com'è? Maiala, no. Eia. Ullala. Non ci siamo ancora. Bac? HK. No, va a cacà te, scusa. Ho detto Bach. Bach. Bach, Johann Sebastian Bach. No, quello è Bach. Sì. Questo è Bach. Baccalà. Oh, eia. Eia, baccalà. Oh, è così il nostro credere e obbedire? E combattere. No. Sì, combattere. Credere e obbedire? Obbedire e... Su.
Su? No, su e giù. Ecco, intendimi bene, su e giù. Credere, obbedire? Su e giù mi viene a mente qualcosa... Sì, appunto, bravo. Credere, obbedire? Scopare? Trombare, vabbè, Ecco. siamo lì. Vabbè, ci siamo. Allora, credere, obbedire, trombare, bravo. Giovinezza, primavera di? Stronzezza? No. Bravo! Sì. Questa l'ha presa alla prima! Non sapevi che metterci. Complimenti, bravo! Insomma, sta andando bene, vedo che non hai dimenticato, in fondo, le tue radici profondamente fasciste. Sì. Ecco, allora, vengono con l'olio di ricino e i manganelli, stai attento, se non vieni da noi, vai da quegli altri, ormai la tua sorte è segnata. Va bene. Ci vediamo stasera, eh? Sì. Ciao caro. Ciao. Ciao. Ma io non ho capito bene questo a che gioco giocasse, Non ho capito a che gioco giocasse questo qui, L'avete capito voi? Ma si è messo a sorridere all'inizio, è stato il gioco fino in fondo, vabbè, oh, ragazzi, che vuoi volete fare? Siamo in zona, sì, è proprio in quella zona. E quindi, capite, vero? Ci capiamo, no? Capisci a me. Fiscia. Vabbè. Credere, obbedire, trombare. E questo è molto, sai che è meglio di combattere, davvero. Te lo dico io, Vabbè, qui non so se, non mi sembra però, no, si va da un altro. I Vannini, i Vannini, sì. Vabbè, non so se i Vannini. Forse risponde, forse no. Non si sa, non lo so. Ma quante telefonate avrò fatto anche in questa stagione, in questi 11 mesi? O quante ne avrò fatte? Anche solo di numero, fra quelli che hanno risposto, quanti numeri avrò composto? Oh, miliardi, no. Sicuramente tante. Il fatto è che poi magari le persone non rispondono perché non sono in casa, però io digito, sì, davvero, c'ho il crampo del telefonatore. Una volta c'era il crampo dello scrivano, il crampo del telefonatore. Sì. Ma, forza, signora? Cioè, che signora ci sarà, perché non risponderanno tutti uomini, immagino. Ma, nemmeno questo, insomma, qui nemmeno, neanche. Niente. No, sono tutti in vacanza, no? C'hanno soldi, però sono in vacanza, che si fa dire? Allora, dice, ecco, ho fatto un altro numero. Cos'era, veda? Sì. Budello der budel, il budello der tegame di Tuma. Sì, però ragazzi, ma scusa, va avanti così, ma risponde nessuno da nessuna parte, solo quello era l'unico rimasto in quella splendida città toscana, dai, su, forza, dai, su, forza, ora io penso che qui qualcuno... Buongiorno Giovannetti? Buongiorno signora, la signora Giovannetti? No, la dottoressa non c'è, cosa lo vuole? La dottoressa Giovannetti? La dottoressa è in casa di cura, in casa, ma mi dispiace, sta molto male? È Sì, molto malata? È molto malata? È molto malata la dottoressa? Insomma... È in casa di cura, appunto, mi dispiace per lei, ma cosa gli è preso? No. Un ictus, cosa? Che è successo? A chi è? Alla dottoressa? Perché mi dice questo? Ma ha detto è in casa di cura. E in casa di cura c'è l'ambulatorio, la Appunto, dottoressa. no, è lei che cura. No, Ma mi ha fatto prendere un accidente. Ma mi ha fatto prendere a me, in casa di cura ho pensato, ma poverina, ma è più facile sia venuta a me. ma lei che è la segretaria? Sì. Ah, ho capito. Ecco, sì, senta, io volevo parlare, ma suo marito è a casa? No, il marito non c'è, Non è c'è. fuori. È fuori? Per lavoro anche. Per lavoro, ho capito. Ma il marito della dottoressa è il suo, lei, di lei? Mio? Sì, è il suo. No, io purtroppo sono vedova. Purtroppo, come mi dispiace, signora. Ma cosa le occorre, scusi? No, perché oggi è l'ultima volta, capisce?
Cosa è l'ultima volta? Sono disperato, è l'ultima volta. Signora, è l'ultima volta, come faccio? Signora? Signora? È andata via, si è spaventata sull'ultima volta. Questa si spaventa di tutto. La dottoressa, ma veramente qui c'è tutto un altro nome e cognome, il numero l'ho fatto io. Va bene. È in casa di una, ma poverina mi sembrava... invece no, ha visto. Era a curare gli altri. Ecco, i dottori sembra che non si curino mai, che non si ammalino mai, no? Sempre lì. Curano, ma i dottori quando è che si ammalano? Quando è che muoiono? Non lo so, mai. Sì, no, la figura del medico la vedi sempre come la figura di uno immarcescibile, insomma. Pronto? No? Sì, pronto, c'è Leonardo? No, arriva stasera. Arriva stasera, lei chi è, la moglie? Sì. Ho capito, mamma mia, è l'ultima volta, signora, è l'ultima volta. Di cosa? Della riunione dei vecchi fascisti. Era così bello, se ne fa una al mese, ora però... Ma ha sbagliato. No, lui doveva venire, insomma... No, ma sarà un omonimo. No, perché è un vecchio fascista, uno dei più forti, Ma cosa dice? È uno dei più neri, lui, anzi, Leonardo il Nero lo chiamano, Leonardo il No, Nero. ma sbaglia persona. No, guarda. ma come sbaglia persona? Sarà un altro Leonardo Bruni. No, guardi, Leonardo è una persona che magari sembra in un modo e poi in un altro. Lui viene alle riunioni dei vecchi fascisti. Sì, me lo immagino. Vabbè. Ma porca miseria. Sì. Ma vedesse come niente. Ma hai capito la signora? Non era, cioè, sapendo che marito effettivamente, sì. No, giustamente, lei aveva tutt'altra idea riguardo a suo marito. Io vado a fare un altro numero, sì. Sì. Il tema è l'ultima volta che vidi Parigi. Penti. Siamo spiacenti, ma siamo serpenti. Ma il numero non è quello che lei doveva fare, pezzo di merda. Capito? Così ti trattano così. Parenti, serpenti, spiacenti. Sì. Dolenti. Volenti o nolenti. Pronto? Sì? Buongiorno signora, c'è Maurizio? Chi è? Dunque, sono il marito di Sibilla. Sì. Io ho già capito chi è lei. Ah sì? Sì. Come ha capito chi sono io? Perché lo sento per la radio. Per la radio? Sì. Non per la strada, ma per la radio. Come mai? Mi ha riconosciuto subito? Subito, cos'è perché io successo? ascolto lei. Brava. Però non mi viene in mente che radio è. Però io... Non importa, io come mi chiamo? Non ricordo. No, ragazzi, sono quello e fa quelle telefonate, vero? Sì, bravo. Vero, bravo, ho indovinato. Sì. No, allora, dunque, proviamo a dire Radio Blu, che dici? Bravo, ho indovinato. Radio Blu. Per quanto riguarda il nome del conduttore radiofonico che fa queste telefonate, aspetti, mi dà 10 secondi per... Aspetta, è una lettera dell'alfabeto, aspetti. Una sola lettera, aspetti. A, B, C, D, E, F? G, brava! È vero, mi sono ricordato! Il G! Ecco, lo so, sono io. Complimenti, brava, Sì, non ho vinto nulla però. No, Maurizio sì, però. Sì, cosa ha vinto? Questa sera, quando verrà la riunione dei vecchi fascisti, sì. Sì. Guardi, l'ha buttata proprio di fuori. Ma come di fuori? Lui c'ha una doppia vita, di giorno è comunista, di notte è fascista. Ci sta. Esce con le squadracce fasciste, fa tutti i ripulisti, sì, ma lei non se ne rende conto, ma guardi che è una persona veramente eccezionale lui, è un infiltrato fra i rossi, di giorno fa finta, urla contro Berlusconi, dice, è vero che fa così, Berlusconi qua, Berlusconi no, e poi notte, la notte è tutto Forza Italia, Alleanza Nazionale, estrema destra. Per caso, guardi, la volevo registrare, non c'ho registratore. Anch'io la volevo registrare, infatti l'ho registrata. Comunque poi Alessandra Mussolini, lui ha avuto anche dei rapporti sessuali con Alessandra Mussolini. Lo sapevo anch'io. No, lo sapevo. Sì, questo lo sapeva? Sì. Che lui se la sogna la notte. Lei l'ha mai chiamata Alessandra? Alessandra. Sì, lui è fanatico della bocca, delle labbra della Mussolini. Pensa sempre, sogna sempre una certa cosa. Io ti devo lasciare, cara. Salutami Maurizio. Grazie. Buone vacanze. Anche a Ciao, lei, ciao.
il piantino. È l'ultima seconda parte a ruota libera, mamma mia. Oh, come si fa, che poi ci si deve ritemprare, c'è un sacco di gente che si prende delle cassette del sondaggio, se le porta in vacanza, no? O che si è, Grulli? È il momento buono per, come si può dire, disintossicarsi, no? Per ritornare. No, continuano. Vabbè, bravi, non avete proprio bisogno, allora io ve lo do. Prendiamo subito la linea e vediamo che cosa. Siamo sempre in Toscana, siamo sempre lì. Ma vedrai. Sì, tanto per concludere con delle voci simpatiche, no? Sì, insomma, a volte si sta. Vediamo. Sì, ma guarda un pochino, sì. Ma sai come si fa? Si fa così. Voglio fare una cosa tranquilla, senza esagerare, così. Da ultimo. Pronto? Sono nonno Giugiolo, senta, che c'è vera? Pronto? Ma chi è quell'imbecille? Non meno imbecille di te, sicuramente. Ha capito? Perché se tu dai imbecille a qualcuno vuol dire che tu te ne intendi. Sì, me ne intendo. Appunto, deve essere una cosa di famiglia, secondo me. Ma che c'è vera? Il cimitero. Oh mamma! Allora m'hanno informato male. Ciao. Ciao, mi raccomando, coltivala l'imbecillità. Andiamo avanti. G si ascolta quando telefona agli altri, quando telefona a te diventa un imbecille. Ganzo è una cosa normale in certe persone che appunto se ne intendono. Andiamo avanti. Ai, mio Dio. Vabbè. Andiamo da qualcun altro. Sì. Telefonare. Per nonno Giugiolo, così. Che lo so. Capisci? Se te mi conosci vuol dire che mi ascolti. E se mi ascolti vuol dire che magari ti diverti. Ma quando tocca a te. È normale. Oddio, normale nelle persone di non eccelsa intelligenza, insomma. Però, insomma, ci sono anche quelle, che vuoi fare? Tutto fa numero, dice, quanti ascoltatori c'hai? Tanti, tantissimi. Sì, purtroppo nella massa. Andiamo avanti. Ho fatto un'altra telefonata. Sì, certo. Sì, pronto? Pronto, sono Lungagnoni. Ma Cesare. Sì, brava. È andato un momento a prendere Cinzia Valdenza. Sì, quando torna? Sì. La faccio, ma venire lì al negozio? Sì. Va bene, sì, perché dovevi andare di nuovo a Perignano? A Perignano, sì. Ma non mi è venuto di mattinata, Cesare. No, si è visto. Va bene, appena ritornato è andato ora a prendere Cinzia perché stamani non gli partiva il motorino. No, come non gli partiva il motorino? Perché? Perché c'era la landeretta bagnata. In ogni modo ora tutta E chi l'ha bagnata la landeretta? No, l'ha bagnata la guazza. La guazza? Nella notte? Ho capito, no, e pensavo che qualcuno avesse pisciato sopra. No, ho capito cosa ho detto. Sai, qualcuno avesse pisciato sopra. Può essere anche quello. Può essere, sì. Ma te come stai? Ma sei libero? Ma chi cavolo è? Non è Cesare questo. Ma quando mai io so Lungagnoni? Lungagnoni? Sì, sono Lungagnoni, quello di Perignano. Di Perignano? Ma c'ho un negozio, insomma, di mobili a Perignano, sì. Allora io non so cosa... Poi c'è un altro anche a qua,
Acquarrata! Guardate. Sì! Ma senti, allora mi dai chiamando c'è Mauro. Ma quando c'è Mauro? Fra qua 10 minuti è qui. Facciamo 5 minuti? Beh, il tempo di arrivare a prendere la mia figliola e riportarla a casa, 10 minuti. Cerco di mercanteggiare, no? Ma che si può via, anche la gente quando viene da me dice voglio qui divano, dice costa 1.500 euro, dice no facciamo 1.300, Così venite incontro a 1.400, via. appunto ti dico, se lui viene fra 10 minuti facciamo 5. No, 5 credo non ce la faccia, non è una cosa veloce. Qui è 5 minuti di che macchina. fate sempre cose veloci voi? Sì, sempre cose veloci. Sempre Cotte mangiate? Cotte mangiate? Sì. Anche cotte trombate? Quello anche. Anche quelle veloci? No, quelle veloci no. Come no? Hai detto tutte cose veloci? Ma quello è un altro paio di maniche. Oh, quanto ci state? Invece 10 minuti? Dipende. Facciamo 5, se ne parla più. 7:30 sì, ci si trova d'accordo. Va bene. Va bene, allora arriviamo fra 10, ormai sono diventati Sì, 5. sono diventati 5, che altro sta per arrivare. Sì, fra po' lo richiamo, Va bene, Ciao, va bene. buona. Arrivederci. Che strana conversazione, però simpatica signora che mi ha preso per un certo Cesare, Cesare, sì. Non ero Cesare, ma lei ha creduto, quindi io penso che lei pensasse, cioè no, che questo Cesare, penso che questo Cesare parli così, io penso che Cesare parli così, altrimenti come avrebbe fatto a scambiarmi con Cesare? Il povero Cesare ha questo modo di parlare. A Perignano Lungagnoni, dai, vai. Pronto? Sì, come? Chi è che parla? Come? Come? Ma io ti ha sbagliato, No, io sono come? se lei è come, io sono Ome. Come Ome? Scusi, io sono No. Stelli, lei è Ma come? io sono come, mi chiamo come? E se si chiama come? Allora cosa vorrebbe dire? Come si chiama? Mi chiamo come? Se mi chiamo come, io a volte dico come, le persone non capiscono. Come? Io mi chiamo come di cognome. Va bene. Giorgio come? Che ci posso fare? Giorgio come? Giorgio come? Ma allora cosa vuole? Lei ha sbagliato numero. Come Giorgio come? Non sa come mi chiamo io? Perché dice Giorgio come? L'ho appena detto. Lei dice Giorgio come? Ma spiacetti, non ho tempo da perdere io, Ma che cosa avrà da fare? Me lo devi dire. Vai. Ma scusa, mi dice Giorgio come? Gli ho appena detto come mi chiamo e lui ancora a dire Giorgio come? Ma se gli ho appena detto mi chiamo come? Siamo nel più profondo non senso. Va bene, andiamo. Le cose non devono avere sempre necessariamente senso. A volte meno ne hanno, più ne hanno. Sì, no, è un discorso sensato, Sì, mio. Ecco, intanto sto facendo un numero, Sì. Insensato. Ma più è insensato il discorso, più sensato è il suo significato. Ma sarà proprio a fine stagione, dirà qualcuno. Adesso sta. Pronto? Sì, pronto, come? Chi parla? Come chi parla? Ma come chi parla? Renzo, sei te? Come va? Bene. Te come va? Insomma. Cioè, qualcosa che non va? No, qualcosa va. Qualcosa va, e tutto il resto non va. Renzo, ma chi sono io? Mi hai riconosciuto, Chi sono io? Ma non lo so. Ma hai detto, hai fatto, vuol dire che in qualche modo mi ha riconosciuto. Ma è un Torino Sperone o un... Renzo, è l'ultima volta, Renzo. È l'ultima volta, Renzo. Oddio, è l'ultima volta. Poi fino a settembre più nulla. Renzo. Ti rendi conto? È l'ultima volta. Oggi è l'ultima volta. È come l'ultima trombata. E poi tu la rivedi fino a settembre. Come tu fai?
Renzo? Mi dai un consiglio, per favore? Cioè, è l'ultima volta, no? Poi fino a settembre, che faccio nel frattempo? Senti, mi dici se io ti conosco mia, Come? Ma l'ho conosciuto prima! Hai fatto, come va? Mi hai detto, come va? Hai detto bene, te? Cioè... io ti dico bene. No, te hai chiesto a me come va, ha fatto, non mi ha fatto io, ha fatto te, ha fatto, e io come ho fatto? Come va? Come stai? E te, va, insomma, Insomma, che c'è che non va? è l'età. L'età, quanti anni ci avrai? Dai, su. Ne ho quasi 100. Sì, quasi 100, c'è la voce ancora giovanile, dai. 90? Quanti ne hai? 76. Sono quasi 100, ho esagerato, 76 e ce n'è ancora 24 a 100, no, voglio dire, se 24 è una vita, insomma, una mezza vita, un quarto di vita. Voglio dire, insomma, pensa a un giovane di 24 anni, no? Un giovane, a 24 anni è giovane, giusto? Ti manca quello a 100. Cioè tutta la parte della gioventù, capito? E manca proprio quella. La gioventù? E cosa ti manca di più della gioventù? Andiamo. Cosa ti manca di più? Dimmelo, parla una volta tanto nella vita, esprimiti, non chiuderti a riccio. Non importa chi sono io e chi non sono. Io butto giù, Ma vedi, tu stai perdendo un'occasione di dire per una volta quello che hai dentro, la verità. Cosa ti manca della gioventù? Cosa ti manca? E non dire cose stupide come mi manca di trombare, No. Ecco, altre cose, cioè? La tranquillità. Perché quando si è giovani si è tranquilli. Si è più sicuri perché abbiamo molto tempo davanti a noi. E arrivate a 76 anni. Io voglio sapere. Ma no, parla, stiamo andando bene. Arrivati a 76 anni tu vedi sempre più vicino, appunto, è morto. Vedi? Quando te cerchi di portare una persona su un discorso, non importa chi sei, chi è lui, ecco, un discorso più profondo, un minimo di introspezione, no? Perché lui ce l'ha l'introspezione dentro di sé, ma non la esprime. Cerca di farlo esprimere, ma non ci riesce. Perché lui tra. Vabbè, dai, lo so, io ci ho provato, ho fatto di tutto e stavo quasi per recuperarlo alla vita, quest'uomo, e poi purtroppo è morto. Cioè, anche se è vivo, è morto dentro, è finito, è a 76 anni, già dice quasi 100. Sì, pronto signora, senta, mi fa, sol, la, si, do, re, mi fa. Do, re, mi, fa, Dario. Scusi, Sì? Non ho capito, cerca Dario? Forse non mi sono spiegato bene. Certo, ho detto c'è Dario. Dario. Ma lei chi è? Come non c'è Dario? No. Ma mi ha detto che c'era a quest'ora. Ma chi è lei? Ebdoma. Ma non è che ha sbagliato numero? No, ci mancherebbe. Io Dario lo conosco bene. Dario non c'è ora. E quando viene? All'ora di cena penso che lo trovo. Lui viene all'ora di cena? Non torna a mangiare all'ora di giorno? Ho capito. Purtroppo sono quelle cose, Lei la moglie? Sì. Certo, sono quelle cose che fanno dispiacere, Per cosa? Insomma, che il marito sia fuori tutto il giorno, Allora, nella vita c'è di peggio. Che poi torni la sera e che abbia bisogno delle sue cose, delle sue necessità, insomma, mangiare, scopare e via, così. E lei si dà da fare tutto il giorno, disfa, magari da sola, arriva lui, quando si mangia? Che c'è da mangiare? Questo fa schifo. Allora lei non lo conosce, Dario. E poi, buttati sul letto, ti scopa. Così, capito? I uomini sono così, c'è poco da fare. E lei, povera donna. Non conosco Dario perché Dario è un tromba, andiamo avanti, però mangiare mangia, perché mangiare mangiano tutti. Sai, io ho perso il punto del numero di quella che dovevo richiamare dopo 5 minuti, 10 minuti, non mi ricordo più nulla io, cioè non mi ricordo il nome proprio, no. Mi dispiace, me lo sono, cos'era, Paolo? No, era Mauro? Era Mauro? Proviamo, era Mauro.
Ora vediamo se era Mauro, io non mi ricordo, che vuoi, qui non me li posso segnare sullo schermo. Appunto. Proviamo. Poi non mi ricordo nemmeno. Ma che si diceva? Pronto? Mauro? Sì. Ah, sei tornato? Ma chi sei? Te l'ha detto tua moglie che ho chiamato? Sì. Ah, bene, so Lungagnoni di Perignano. Sì, e cosa... Sì. Ah, quando vieni allora per quella cosa che si era detto e stabilito? No, ma vorrei avesse sbagliato lei. No, che ho sbagliato. Ma chi cerca lei? No, il numero tu me l'ha dato il dottor Sudario. Ah, no, allora lei ha sbagliato. Perché? Sì. Sono Lungagnoni di Perignano. Sì, lei è Lungagnoni di Perignano. Sì. Ho capito, ma io sono Stellato Mauro. Guarda, mi dispiace, io dico Lungagnoni, ma se devo dire il nome lo dico prima di cognome, capito? Sì. Non si dice prima il cognome e poi il nome. Usiamo mia delle reclute l'esercito, capito? Allora, sì. Comunque Mauro, appunto, mi ha detto il dottor Sudario, siccome io ho un negozio di mobili, e soprattutto cose in legno, no? Mi ha detto, dice, questo Mauro c'ha bisogno di una bara. Una bara. No, ma lei... una bara preventiva, perché noi si fa anche questo servizio di bare preventive per vivi. No, ma guardi che lei... E me l'ha detto il dottor Sudario. E il Sudario ne deve dire al dottor Sudario che deve andare in culo al tegame di sua madre. Ma lui? Io? No, lui, come io? Lei? Lei o lui? Chi deve andare in culo al tegame di sua madre? Lei o lui? È lui. Lui, no, sì. Perché ci ha detto anche io. Ho capito. Io lo dico, magari la faccio richiamare. No, non richiami più. Ma scusi, se glielo dico, non si dice il tegame di suma. Di tua madre è troppo fine. È andato via. Ora, no, bisogna che lo faccia richiamare dal dottor Sudario, per forza, come si fa, non fanno richiamare, Madonna, ragazzi, qui. Pronto? Pronto, buongiorno. Dica. Sono il dottor Sudario. Sì, quello che l'abbiamo mandato in quel paese in questo momento. Dica. In quale momento? In questo paese, come dice Rosy Bindi, in questo paese. Sì, le persone, la politica, la Repubblica Italiana, ecco, in questo paese io sono uno che avvolge molto. Sì, cosa? Le serrande avvolge? Avvolgo le persone. Sì? Sì, sono il dottor Sudario. Sì. Ho dato il numero a Lungagnoni di Perignano, Guardi che io l'ho riconosciuta, è quella della radio. Ma insomma, non si può andare avanti così, non si può andare avanti così non si può andare avanti. Quello della radio, io sono quello della radio, non c'ho un nome, non c'ho una radio, non c'ho io il nome non me lo ricordo. Ma ora io quando ricomincio la stagione comincio da mezzogiorno alle 4 a dire G, così voi vi ricorderete il nome, insomma, è un po' corto, ma insomma, le cose corte non ve le ricordate, donne, Arrivederci, ciao, complimenti. Arrivederci. Ciao. Ma si ricordano solo le cose lunghe, inizierò con un nome lunghissimo, Piraccallacatini, per esempio, ma capito, tutti questi discorsi e poi mi fanno questi lavori, cioè, capito, magari non si soffermano tanto su chi è, ma quello della radio, e la ascoltano, come, lo so.
vediamo di fare un altro numero. Sì. Siamo arrotati, se quello che ci viene in mente, pensa quante cose si potrebbe fare anche nel mese di agosto, Si potrebbero fare tutte queste cose, invenzioni continue tutti i giorni, sono tutti incastri tra me e le persone, i miei personaggi, ogni cosa, quello che viene alla mente. Che bello, ragazzi, come ti fortifica la mente, l'anima e anche lo stomaco, i polmoni, ogni cosa, tutto ciò, A me sì, non so voi, a me sì. Qui però vedo che non risponde. No, vabbè, sì. No, sto cercando. Sì, vabbè, niente. È inutile cercare. Chi cerca trova, chi cerca troia a volte. Dunque, vabbè, va bene, dai così. E dai, cosa? Così? Pronto? Ah, pronto, buongiorno. Sì? Come sta? Chi è? Chi sei tu? Non lo so, lei chi è? No, come non lo so? C'è Cesare, io sono l'amante di Cesare. Beata lui, che c'ha l'amante. Sì, io sono Cleopatra. Ma se non c'è lui parlo anche con te, chi sei? Sei la moglie? Facciamo amicizia noi, sì. Sei la moglie? Sì. Ah, mi fa piacere, senti, abbiamo una cosa in comune. Bene. Cesare. Fortunati. Cesare. Non so se è una fortuna per te. Ma insomma, mi parla tanto di te, Cesare. Mi dice sempre, mia moglie, quando era un po' di tempo fa, ora mi è un po' venuta a noia perché poi, sì. No, ma insomma, a parte quello, ti vuole tanto bene, sai. Via, sì, davvero. Questo mi rincuora. Te lo dico da donna a donna, ecco. E poi noi, senti, io mi son presa un po' tutto di lui. Ecco. Sì, devo dire, Il lui bene e il male. mi ha dato, no, anche il pene soprattutto, mi ha dato le cose che mi ha detto alcune cose non ha mai fatte con te. Ecco, bene. Perché ha detto mia moglie questo non me lo fa fare, quest'altro non me lo fa fare, questo non me lo fa più fare, cioè cosa che faceva prima non fa più. E ho detto Cesare, non ti preoccupare, io sono il cassonetto dei tuoi desideri. E lui giù, Giolone lo chiamo. Senta, però tutto bene, vero voi? Non c'è male. Non c'è, a te non ti dispiace se c'è un amante lui? No, anzi. Sei contenta? Fai una così. Ah sì, no, noi potremmo diventare amiche, sai? Come no? L'ho detto prima io. Mi piacerebbe venire a trovarvi e parlare, prendere il tè insieme e poi magari si fa una lettata, Nini, una bella lettata, che dici? Bene, se ne riparla? No, io ne parlo con lui appena lo vedo. Allora, posso lasciar detto una cosa a Cesare? Sì. Ecco, Cesare, ascolta tesoro mio, ecco, quella cosina che tu volevi tanto e che da tanto tempo ti ho promessa è pronta, tutta calda per te. Va bene, infiocchettata. Sì, infiocchettata, è lì pronta che l'aspetta per essere usata, utilizzata. Certo. È quella cosina che, sai, che sta nel retrobottega. Va bene. E che lui tanto desidera. Glielo dico, stai tranquilla. Va bene, tesoro. Sei una donna meravigliosa. Grazie. Sei una donna anche stupenda, te. guarda. Grazie. Quasi. Guarda, in un certo senso mi dispiace portarti via una parte di lui, ma nello stesso tempo sono contenta perché è una completezza che lui ha e lui in me trova anche un po' di te e in te anche un po' di me. Insomma, siamo delle maialacce. Si completa. Sì, esatto. Ecco. Tesoro, quando viene digli che mi puoi ripetere quello che gli devi dire? Sì, mi ricordo tutto, Cioè, tranquilla. quella cosina che lui desidera tanto è pronta, calda, Vabbè. come una calda arrosta per lui. Una castagna. Sì, sul retrobottega. D'accordo. Hai capito che cosa voglio dire sul retrobottega? Come dici? Hai capito cosa vuol dire il retrobottega? No, poi glielo spieghi. No, allora te lo dico. Il chiulo. Va bene. Il chiulo, va bene, dillo, il chiulo. Ma chi devo dire che ha chiamato? E parla il chiulo,
Chi devo dire che ha chiamato? Cleopatra. Cleopatra? Il chiulo, il Un po' più chiulo. di fantasia, magari. No, il mio nome è Cleopatra. Va bene, ok. Cesare Cleopatra, non ti dice nulla questo? Ciao. Sono segate. Ciao, 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 ciao. Ah, strano che non mi aveva mandato fanchiulo. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle.